Scende con la Jeep giù dalle scalinate del Tempio del Canova a Possagno e le immagini fanno il giro del web. 24enne castellano identificato e denunciato dai carabinieri. Indagini in corso per capire entità dei danni e risalire ai complici. Indignazione e sconcerto in città, atto che fa male, dice il sindaco, che ora guarda il coinvolgimento dei responsabili in attività sociali. Per la direzione della Gipsoteca è una questione culturale. Irruzione di idiozia e volgarità nell'arte, ma al tempo stesso una singolare occasione per parlare di Canova e di Possagno, la lettura controcorrente di Vittorio Sgarbi. Un'esplosione e poi le fiamme, incendio distrugge un appartamento a Vicenza, poco prima il furioso litigio tra la coppia che vi risiedeva, dietro il rogo potrebbe esserci il dolo. Reddito di cittadinanza ottenuto con documenti falsi, 2 sorelle di etnia rom denunciate dalla polizia a Treviso, danno all'erario per oltre 40.000 euro. Consegna del sigillo, al Bo inizia l'era della prima rettrice alla guida dell'Università di Padova. Spero sia solo l'inizio e questa non sia più una novità, dice la professoressa Mapelli. Tutto pronto a Bassano del Grappa per la cerimonia che domenica restituirà alla città il Ponte Vecchio completamente restaurato, la gioia dei cittadini. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Apriamo dunque con quanto accaduto la scorsa notte a Possagno, in provincia di Treviso, quando un giovane è sceso a bordo della sua Jeep dalla scalinata del Tempio del Canova. Le immagini di quanto accaduto hanno fatto ben presto il giro del web. Si tratta di un 24enne castellano identificato e denunciato dai carabinieri. Le indagini però non si fermano perché si cerca di quantificare l'entità dei danni e soprattutto di risalire ai complici del giovane. In retromarcia giù da una delle scalinate più celebri del Veneto, in quel Tempio del Canova, custode di un'arte senza tempo, è durata poche ore la gloria social di un 24enne della Castellana che verso le 23 del 29 settembre scorso, a bordo della sua Suzuki Samurai rossa, ha dato spettacolo davanti ad alcuni coetanei che lo hanno immortalato in un video, poi condiviso in rete tra urla di incitamento e risate, immagini che sono diventate materiale di indagine accanto alle sequenze della videosorveglianza, perché altro particolare non da poco, la zona è monitorata e non potrebbe essere altrimenti vista l'entità del patrimonio da diversi occhi elettronici. Il 24enne davanti ai militari ha ammesso la propria responsabilità e si è detto pentito e pronto a rimediare a eventuali danni. Sulla sua testa pende l'accusa di danneggiamento aggravato in luogo di culto e di interesse artistico. Alcuni gradini sarebbero stati scalfiti. In corso di identificazione i giovani che erano con lui e che hanno preferito registrare le sue gesta anziché fermarlo. Il caso quindi non è chiuso. I responsabili dell'opera dotazione del Tempio hanno presentato denuncia e ulteriori valutazioni tecniche saranno effettuate nei prossimi giorni dall'Arma di Castelfranco Veneto, d'intesa con la Procura e con i colleghi del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia. Anche in queste ore sul posto i militari della stazione di Pieve. Al di là del codice penale resta uno sfregio per un'intera comunità. Sicuramente è un episodio deplorevole, un episodio che fa male a noi possagnesi, fa male a tutti, fa male all'arte, fa male al mondo della cultura, fa male al mondo religioso, perché ricordiamo che il nostro tempio è anche la nostra chiesa parrocchiale e quindi vedere uno scempio di questo tipo fa male. E proprio perché a essere colpito è un luogo dell'anima per il territorio, la conseguenza non può essere solo giudiziaria. Proveremo sicuramente a portare questi ragazzi nella strada giusta e quindi magari convertire questa loro pazzia, questa loro voglia di fare atti inconsueti e non coerenti con quelle che sono le norme del nostro vivere civile in magari delle attività sociali. Silenzio e rispetto, chiede il cartello affisso alle porte del Tempio, né uno né l'altro sono stati concessi e così nella patria del neoclassicismo mondiale è andata in scena la follia social dell'epoca moderna. E a Possagno c'è naturalmente indignazione tra i cittadini e i tanti turisti. Per tutti il Tempio del Canova è molto più che un simbolo. Ho una grande amarezza, sono rimasta basita dal video che ho visto,
perché questo è un luogo sacro, ma sacro sotto vari punti di vista. È un luogo sacro dal punto di vista religioso, è sacro dal punto di vista storico, artistico, architettonico, ma soprattutto civile. Un luogo unico ma dai tanti significati, il cui progetto fu donato alla comunità dallo stesso Canova. La posa della prima pietra nel luglio del 1819, allora un intero territorio si mobilitò per costruirlo. Storia dell'arte, storia di vita anche collettiva che evidentemente qualcuno la sera del 29 settembre ha ignorato. Mi spiace poi pensare che manchi quel senso civico, quel rispetto verso un monumento che deve essere sentito un bene della collettività. Se loro avessero almeno un minimo di consapevolezza di che cosa rappresenta quel monumento, non si sarebbero mai permessi. Mancanza di cultura quindi, certo sarà da capire se abbia inciso anche qualche sostanza, la condanna è unanime. Di fronte a questi getti è proprio da vandali e basta, non c'è niente da dire. Basta, non dico niente. Cosa vuoi fare? I giovani sono così, la sera bevono e fanno di tutto e poi fanno queste cazzate qua. Dipende anche dai genitori, secondo me. Troppo liberi. Troppo, ci danno troppo, 18 anni la macchina, moto, motorini. E su sto caso qua sono abituati bene e quindi per loro tutto è possibile. Bisognerebbe tutelare queste bellezze che noi abbiamo, specialmente qua in Italia, visto che tutti quanti ne parlano bene e noi in primis italiani cerchiamo di fare questi sfregi, sarebbe proprio la cosa più disumana che possa esistere. Siccome che sono ignoranti, questa è la problematica, ma è una problematica molto corrente questa qui della stupidità. Purtroppo mi dispiace parlare dei giovani, perché anch'io sono stato giovane in questo. Abbiamo fatto anche noi delle stupidaggini, però queste cose qua sono cose al limite della decenza. L'esempio dell'irruzione della volgarità nell'arte, ma al tempo stesso una singolare occasione per parlare del Canova e di Possagno. Come sempre controcorrente la lettura del presidente della Fondazione Canova, Vittorio Sgarbi, in merito a quanto accaduto proprio a Possagno la scorsa notte. Sentiamo le sue parole. È meraviglioso, è uno spettacolo di pop art degno di Jeff Koons. L'idea che un monumento sia violato senza fare un danno è qualcosa che scandalizza solo sul piano moralistico, nel senso che la macchina è salita, questo cretino ha fatto questo numero, se ci fosse un danno potremmo dire deve pagare. Per il resto è semplicemente l'irruzione della volgarità, della stupidità, della modernità, della mancanza di rispetto della storia in un luogo sacro, però questo in realtà fa parlare, come quella volta di quel deficiente di austriaco, che poveretto poi ho anche perdonato, che si è seduto sulle dita della Paolina Borghese pensando che fosse un divano, perché in effetti lei sta su una sorta di letto e lui si è seduto lì e ha rotto peraltro le dita già restaurate, quindi non originali. Però questa cosa che valeva 1.000 euro di restauro ha fatto il giro del mondo facendo parlare di Canova e facendo parlare anche dello scandalo giusto che ha di belle rispetto a questo gesto idiota. Siccome qui non abbiamo sostanzialmente nessun danno, a quello che ho capito perché ho guardato il video anch'io con attenzione, abbiamo solo l'esempio della stupidità umana, si giudica da sola e quindi si parla di Possagno, la gente si indigna e ama ancora di più quel monumento, per cui va rovesciato il fatto. È la collisione fra la stupidità del nostro tempo e la grandezza di Canova, che però, non avendo gareggiato Canova, serve solo a far condannare l'imbecille che è salito con la sua macchina, che però ha messo insieme due cose che convivono. Come d'altra parte noi viviamo ogni giorno, passiamo in città piene di monumenti, abbiamo le automobili, però la contaminazione fra l'automobile, la modernità, la stupidità e il passato è quotidiana. Quindi se voi ci ragionate bene, tutto il mondo parla di questa cosa, si indigna e ama di più Canova. Per cui se non verrà fuori che c'è un danno che potremmo chiedere a questi cretini, c'è probabilmente una multa, perché quella è una zona ovviamente in cui ci sarà un divieto di passaggio e poi non si può andare sulla scala. L'episodio, che è grave dal punto di vista del moralismo, è in realtà il segnale di una contraddizione tra due mondi, tra un mondo antico, grande, che è il mondo classico,
e il mondo di una contemporaneità demente. Ci spostiamo a Vicenza adesso con la cronaca per parlare di un incendio che ha distrutto un appartamento, fiamme precedute prima da un'esplosione e poco prima del rogo c'era stato un furioso litigio tra la coppia che vi abitava. Dietro l'incendio potrebbe esserci il dolo. L'esplosione, il boato, poi le lingue di fuoco e il fumo nero, denso, che ha invaso l'appartamento di una palazzina in via Sirtori nel quartiere San Bortolo a Vicenza. Sono stati momenti di terrore per i residenti delle palazzine di fronte. Stavo uscendo con la macchina per andare al mare. È esploso, per fortuna mia moglie non ha tirato fuori la macchina e è saltato le tende e i vetri. Le fiamme hanno divorato l'appartamento, non hanno lasciato nulla di intatto, mentre il fumo ha danneggiato il vano scale impregnando un po' tutto. Un incendio che secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco potrebbe avere una mano dolosa. Secondo le molte testimonianze dall'appartamento poco prima si erano sentite delle urla, un litigio violento tra la coppia che da qualche anno aveva comprato l'abitazione. E lui ha detto ecco cosa succede fare queste cose, non lo so, che poi lui è scappato sgommando e la signora gli gridava che lui bestemmiava. Sembra che alla base del violento litigio vi siano questioni economiche. L'esplosione e l'incendio sarebbero scoppiati poco dopo il litigio. Fortunatamente in casa in quel momento non c'era nessuno, anche la figlia della coppia era a scuola. Fiamme divampate rapidamente, troppo rapidamente, altrettanto velocemente dilagate per l'appartamento. E mentre ancora i vigili del fuoco sono al lavoro, la lite tra i due riesplode furiosa in strada. L'uomo, ricomparso nella via, viene preso in consegna dai carabinieri. Su di lui si scaglia la compagna in lacrime. La donna si sente male, viene soccorsa dai residenti della via. L'uomo, portato in caserma in via Muggia, è stato denunciato a piede libero. Intanto i vigili del fuoco con 5 squadre, un'autoscala e 13 uomini alla fine riescono a domare l'incendio. L'incendio scoppia ma i proprietari sono tutti al lavoro, paura, poi anche in questo caso le fiamme. Un anziano disabile portato in salvo dalla badante, rientrati gli inquilini mentre la proprietaria dell'appartamento andato a fuoco ha trovato alloggio presso degli amici. Dito che è caduta la tenda giù, ha fatto buh. E ho visto fumo che esce. Sono stati momenti concitati, ma la prontezza dei riflessi della badante ha consentito di portare in salvo l'anziano disabile che abita al primo piano della palazzina dove è scoppiato l'incendio. L'ho preso subito e sono uscita in corridoio, ma sulle scale non potevo scendere con lui. Allora io ho cominciato a gridare per qualcuno che mi aiuta. È venuto un ragazzo di colore di qua e mi ha aiutato e siamo usciti fuori. Ma tutto sta tremando fino adesso. Per dare i vetri delle deflagrazioni il fumo continua ad uscire mentre nella palazzina i residenti sono al lavoro e rincorrersi delle chiamate e la corsa per arrivare. Ero a lavoro in ospedale, mi ha chiamato il vicino che c'era il fuoco, che avevano già avvisato i vigili del fuoco. Pensavo che fosse una cosa piccola, ho detto magari esagero, ho aspettato un po'. Mi hanno richiamato un altro vicino che invece la cosa era seria. Una decina di appartamenti nella palazzina di via Sirtori, ma solo 6 hanno rischiato di essere coinvolti. Stanno verificando nei vari appartamenti se ci sono danni strutturali e sembrerebbe per fortuna di no. Stiamo capendo quali siano i nuclei e da quanto sono composti ovviamente i nuclei familiari. Per fortuna uno di questi appartamenti era libero ed era vuoto. Alla fine fortunatamente nessuna delle altre famiglie è stata evacuata. Gli appartamenti sono risultati tutti agibili, solo l'anziano disabile temporaneamente ospitato all'IPAB in città. Reddito di cittadinanza ottenuto con documenti falsi. 2 sorelle di etnia rom denunciate, danno all'erario per oltre 40.000 euro. L'operazione della polizia di Treviso. Da oltre 2 anni percepivano il reddito di cittadinanza, peccato che non ne avrebbero avuto diritto. Sono state individuate dalla squadra mobile denunciate 2 sorelle rom di 30 e 34 anni domiciliate nel quartiere di San Liberale. Noi abbiamo quantificato un danno, una perdita per quasi poco più di 40.000 euro. Ne avrebbero ricavati altrettanto se non si fosse bloccata tempestivamente questa
attività illecita. Le indagini sono partite per accertare fittizie residenze di pregiudicati di etnia rom. Durante i controlli sono state individuate queste due donne che formalmente non avevano la residenza a Treviso, ma di fatto abitavano nel quartiere. Poi gli accertamenti incrociati con i dati dell'INPS e la scoperta. Percepivano in entrambi i casi il reddito di cittadinanza sulla base di false dichiarazioni mendaci che ha consentito purtroppo a queste persone di beneficiare del reddito di cittadinanza per un lungo periodo. Un lavoro certosino, quello degli uomini della squadra mobile, anche con la collaborazione dell'INPS di Treviso. Le due donne, deferite all'autorità giudiziaria, rischiano fino a 6 anni di reclusione. Inoltre è stata immediatamente avviata la procedura con la revoca del sussidio e il recupero delle somme di denaro indebitamente percepite. Controlli ed indagini che continueranno. Abbiamo stretto questa collaborazione con l'INPS e stiamo approfondendo altre posizioni, altre situazioni sempre collegate a benefici di tale tipologia. Falso Green Pass al nido, con la rivolta dei genitori, anche delle materne per le disposizioni comunali di ingresso e uscita dei bimbi, confusionarie e caotiche, vengono definite così dalle famiglie. Stiamo parlando del comune di Venezia, fissato un tavolo urgente per lunedì 11 ottobre. Finalmente, con grave ritardo, l'amministrazione comunale ha convocato il tavolo sui servizi educativi che avevamo chiesto come CGIL. L'incontro sulla gestione del Green Pass negli asili comunali, ovvero nidi e materne, fissato per l'11 ottobre dalle 15 alle 16 in modalità web, come deciso dal Comune. A far scoppiare il caso, la falsa certificazione verde esibita nelle scorse ore da una mamma di nazionalità moldava al nido Trilli in Viale San Marco a Mestre e che ora si è vista recapitare una doppia denuncia, una sanzione amministrativa per violazione delle norme anti-Covid e una penale per sostituzione di persona. Al vaglio il provvedimento da intraprendere nei confronti del papà di nazionalità italiana che si era prestato allo scambio del Green Pass che, scoperto, aveva anche aggredito verbalmente, tentando una colluttazione, l'operatrice scolastica. Anche il controllo dei Green Pass, serve personale dedicato per questi compiti. Quello che è accaduto al nido Trilli, i momenti di tensione nelle scuole sono quotidiani perché il personale sia ausiliario che educativo non riesce più a reggere le pressioni quotidiane che ci sono sulle scuole. Questa amministrazione non deve assumere generici impegni, ma deve fare fatti concreti. Prima di questo episodio al Trilli, forte tensione anche alla materna Veceglio, sempre in Viale San Marco, per via della confusione generata nelle famiglie con e senza Green Pass dalle disposizioni comunali che cambiavano di giorno in giorno e che ora come allora non considerano il centro della questione, ovvero il superiore interesse del bambino, così come disposto tra l'altro anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Così i genitori. È chiaro che non è possibile consegnare un bambino in 10 minuti, perché non è un pacco Amazon. La scuola comunale va salvaguardata e preservata, le parole sempre del sindacato. Quindi ci aspettiamo che l'11 arrivino impegni chiari sulle assenzioni e sui potenziamenti degli organici, senza i quali, ci dispiace molto, ma la mobilitazione e la risposta delle lavoratrici sarà inevitabile. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cerimonia della consegna del sigillo. È iniziata l'era della prima rettrice alla guida dell'Università di Padova. L'abbraccio carico di stima e affetto commuove e rompe la solennità del momento. Il passaggio del sigillo tra il rettore Rosario Rizzuto e la neoeletta rettrice Daniela Mapelli è un momento di grande emozione che segna una svolta epocale per l'Ateneo Patavino che compie 800 anni e per la prima volta vede una donna ricoprire questa carica. Il rito dello scambio del manto sancisce l'inizio del mandato della nuova guida dell'università che dopo Bologna è la più antica d'Italia. Una storia centenaria che guarda al futuro, all'innovazione e alla ricerca, tradizione e modernità celebrate nell'Aula Magna che vide Galileo tra i suoi illustri docenti e la prima donna laureata nel 1678.
Alla presenza dei rettori di Napoli, Bologna, la Sorbona e Tolosa, il passaggio di consegne tra il rettore Rizzuto e la rettrice Mapelli è stato anche l'inizio delle celebrazioni degli 800 anni dell'Ateneo. Università che dopo la pandemia torna in presenza, un'università che in questi ultimi 6 anni ha realizzato il polo umanistico di via Beato Pellegrino e si prepara a iniziare i lavori del polo delle scienze sociali che riqualificherà la caserma Piave e quelli del nuovo ospedale. Si commuove Rosario Rizzuto nel suo discorso d'addio. Devo dire che mi è venuto un po' un groppo in gola quando ho voluto dirgli quale onore è stato rappresentarli per 6 anni e lanciare delle idee, lanciare dei progetti che, come avete visto, sono stati realizzati tutti, quindi e questo, ripeto, è merito dell'università. Un lungo applauso l'accompagna verso il ritorno all'insegnamento. Adesso vorrei mestiere di scienziato e docente, con la felice consapevolezza di lasciare la guida dell'Ateneo a una rettrice appassionata e capace. Buon lavoro, Tatiana, e buon 800° alla nostra splendida università. E allora sentiamo le prime parole della neorettrice dell'Università di Padova. Penso che io spero che il mio insegnamento, quindi un cambio di genere alla guida dell'università, sia soltanto l'inizio. Io non voglio davvero più che questa domanda venga più fatta in futuro alle prossime donne che ricopriranno delle cariche. Allora a quel punto veramente avremo raggiunto la pari opportunità e ci sarà modo di mostrare e di poter utilizzare veramente le competenze di donne e uomini alla guida delle istituzioni. Un cambiamento che deve diventare normalità e non più una cosa da sottolineare come evento eccezionale. La rettrice Daniela Mapelli si augura che la sua nomina possa fare da apripista. Nella sua squadra donne e uomini di scienza per traghettare l'università verso il futuro. Continuare ad assolvere quella che è la nostra missione. Noi abbiamo in mano il futuro dei nostri giovani con la formazione. Abbiamo un'altra importante, preziosa cosa in mano che è la ricerca e quanto mai come in questo periodo ci siamo resi conto come la scienza, quindi la spinta alla ricerca, sia una risposta poi e una soluzione ai problemi anche dell'intero Paese. Ricerca che oggi più che mai significa vaccini per tornare in presenza nelle aule e sconfiggere la pandemia. Il Green Pass è libertà, dice Mapelli. I vaccini ci danno l'opportunità, ad esempio, di poter tornare in presenza all'università. Guardate, io ve lo posso dire, i nostri studenti sono per la maggior parte vaccinati. La scorsa settimana abbiamo iniziato i primissimi corsi e su 13.000 studenti che si sono presentati nessuno ha avuto problemi a mostrare il Green Pass, proprio perché sono loro i primi che vogliono tornare a vivere all'università. Opportunità e inclusione, le due parole che caratterizzeranno il suo mandato, e come prima azione il sostegno agli studenti afghani in fuga dopo il ritorno dei talebani. Abbiamo già attivato 50 borse di studio, abbiamo avuto 54 domande, ne abbiamo già vagliate, 22 arriveranno nelle prossime settimane e questi non sono i nostri studenti che si erano già iscritti, sono tutti ragazzi e ragazzi che sono scappati dall'Afghanistan e sono arrivati nel nostro paese. E io penso che questo sia doveroso. Da ieri sera è operativo il volo notturno dell'elicottero del SUEM della Regione Veneto basato a Treviso. L'avvio del volo notturno è stato reso possibile dall'avvio del nuovo contratto regionale stipulato lo scorso luglio. La programmazione regionale ha previsto il servizio di volo notturno con base a Pieve di Cadore al servizio delle ULS 1, 2, 3 e 4. Poiché la realizzazione dell'eliporto dell'ospedale di Pieve di Cadore non è conclusa, nel bellunese non sono presenti altre strutture conformi alle normative aeronautiche che disciplinano il volo notturno, per non dilazionare ulteriormente l'avvio del servizio, l'attività è stata assegnata temporaneamente all'ULS 2. Tutto pronto a Bassano del Grappa per la cerimonia che domenica restituirà alla città il Ponte degli Alpini completamente restaurato e naturalmente c'è la gioia dei cittadini. Bassano, il Veneto, l'Italia sono pronti a dare il loro bacino d'amore al Ponte Vecchio che è tornato a rendere fieri e orgogliosi tutti quelli che lo guardano, che lo attraversano e che decidono di attraversare l'Italia pur di non mancare all'inaugurazione di domenica mattina. La città, a poche ore dal grande evento, si è risvegliata col petto gonfio e gli occhi lucidi, abbaiati dalle migliaia di bandiere tricolori che hanno colorato le vie di Angarano, le vetrine dei negozi, le insegne dei bar.
Un inno silenzioso, in attesa di far parlare il passo cadenzato delle tante penne nere che stanno arrivando a Scaglioni coi loro cori, con le loro storie che raccontano la storia di tutti noi. È bello rivederlo dopo la dunata, veramente. È bello vedere che è rifatto in modo giusto, bello come deve essere. Una Bassano così, adornata di verde, bianco, rosso, che orgoglio si prova. Immenso, guardi, è una cosa immensa, bellissima. Un'occasione per riassaporare quella socialità, quell'atmosfera che è stata sacrificata in questi lunghi mesi, un appuntamento per ritrovare vecchi amici. Speriamo di ritrovarli tutti, con i nostri commilitoni, e poi in Brindisi tutti assieme. Fuori dai bar si parla di storia, per le vie di Bassano ci si fotografa vicino alle coccarde tricolori, in piazza i bambini giocano a fare gli alpini, una città che riconosce la sua anima verde di speranza, bianca di fiducia nel futuro e rossa di passione. Io ogni mattina alle 6:30 prendo la mia bici e la prima tappa è solo passare il Ponte Vecchio. Tu non hai idea, la mattina presto o anche alla sera, quando non c'è nessuno, assaporarti l'emozione che ti dà questo ponte. È tutto, previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Moraino Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Sabato 2 ottobre tempo ancora buono, da domenica invece inizierà un graduale peggioramento, ma vediamo insieme la situazione nel dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo per il passaggio di nubi alte. Tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata, specie verso sera, ma precipitazioni in prevalenza assenti. Temperature stazionarie minime tra 10 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole ovunque, non sono attese piogge, il cielo sarà sereno o al massimo con qualche addensamento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tanto sole ovunque, anche in questo caso avremo qualche annuvolamento, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Moraino Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.